Ciao ragazzi, vi introduco un attimo il video che vi pubblicherò oggi e niente, praticamente nella stessa giornata ho preso e diviso i video in due. In uno ho fatto un video di un'escursione normale, nell'altra, che è questa che posterò adesso, si tratta praticamente di io che seguo le impronte di un orso, presumo, e niente, seguite il video e scoprirete di cosa si tratta. Ragazzi, mi sono fermato di colpo perché vedo queste impronte proprio accanto alle mie e mi sembrano proprio di un capriolo o decisamente neanche di un lupo, perché un lupo di sicuro non ha queste mani, sì, scusate, queste zampe così grandi. Non vorrei mai essere sulle tracce dell'orso, di qualche orso. Non è un incontro che vorrei fare, diciamo, soprattutto da solo. Ammetto di provare una certa ansia, almeno finché non vedrò queste impronte cambiare direzione, che vedete, questo è proprio il passo a zampe che si incrociano verso l'interno dell'orso, e sono anche abbastanza recenti, sicuramente dopo le nevicate dei giorni scorsi. Per carità, dicono che l'orso abbia rispetto dell'uomo, nel senso che non va a caccia gli escursionisti dell'ultima ora così tanto però non si sa mai, comunque, perché magari inavvertitamente si finisce nelle vicinanze di qualche, che ne so come si dice, qualche cucciolata. Adesso monitorerò ancora un po' la situazione e poi vedrò il da farsi. Raga, qui non è passata proprio anima viva, in fatto di sicuramente cristiani, faddetti come persone. Adesso torno a rivedere delle tracce abbastanza eloquenti. Fortunatamente non sembrano proprio freschissime, perché sembra che si sia depositata sopra altra neve e purtroppo le vedo in tutto il sentiero qui davanti a me. Tra l'altro neve alta, continua a sprofondare anche con i dopo sci, che ovviamente non sono racchette e neanche non mi viene il termine, insomma, le altre per andare nella neve, e purtroppo queste impronte me le porto ancora avanti. Impronte, rami rotti, neve che cade dagli alberi, fa rissare i peli nella schiena ogni volta. In questa situazione certi rumori a cui non faresti mai caso ti fanno saltare. Ho già in mente il titolo perfetto per questo video: sulle tracce dell'orso. Dopo mi aspetto nei commenti qualcosa tipo: ma non hai cercato veramente l'orso? Non l'hai visto? Grazie al... ci mancherebbe altro, averlo incrociato sarebbe stata non proprio simpatica come situazione. Quindi spero di vedere solo le tracce, sinceramente, e dell'orso si faccia la sua vita, per carità. Comunque è proprio vero,
quello che dicono riguardo al fatto che gli animali seguono la strada già battuta dagli umani. Infatti sono ben consapevoli di essere un sentiero più semplice e questo percorrono anche per chilometri. Infatti sono già tra virgolette, sono 2 chilometri abbondanti e almeno da 1,5 km l'orso ha camminato lungo tutto questo sentiero, non si è praticamente mai distanziato verso strade alternative. Ma ragazzi, adesso queste impronte sono abbastanza impressionanti. Comunque vedete, sono chiaramente la grandezza di una mano e adesso per fortuna sembrano avviarsi in un sentiero secondario. Spero quanto prima di essere il primo ad avventurarmi lungo il sentiero principale. Eccomi, e qui ci sono decisamente più impronte. Dopo un po' di strada in cui il sentiero era ancora immacolato, qui vedo una doppia scia, a meno che non sia lo stesso orso che è andato e tornato. Qui mi sembra di vedere delle più rassicuranti tracce di lepre, presumo. Si vedono giusto appena, ma adesso ovviamente quelle d'orso proseguono. Oddio ragazzi, io dico orso perché mi sembrano, cioè, tenendo conto della fauna presente in altopiano, le ritengo le più probabili. Dopo magari se qualcuno più esperto di me mi corregge, tanto meglio. Nel mentre in cui sono arrivato nella vallata finale, guardate questo birbantello come prosegue il perterrito, che è andato ad avventurarsi sul filo spinato. Boh, qua sembra pelo quasi. So. Poi proseguono, lì vedete la casa, l'edificio in cui sono entrato nel secondo video postato sul mio canale. E niente, adesso proseguo mentre appunto le nuvole si addensano verso sud. A più tardi. E niente ragazzi, in realtà a più tardi non c'è perché la fine del video è nel video precedente delle sfide della zona arancio. E niente, il video sulle tracce d'orso finisce qui. E per fortuna l'orso non l'ho visto. E niente, se volete nei prossimi giorni pubblicherò altri video, quindi seguitemi e statemi bene.